Buone domeniche, che l'amore, la pace e la fede dal Signore rientri in te vostre chiese, dal vostre cur e che resti. Ovin sempre Matteo. In che volte i farisei, savot che Gesù aveva fatto a sé i sadduceos, si son das dogne duc, e un di loro, espert di legge, lo ha interpellato per metterlo agli sprovis. Mestre, qual è il comandamento più grande legge? E risponde, tu amaras il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Ma il secondo è compagno di quel, tu amaras il tuo prossimo come te in persona. Di questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Insomma, casi strenzi sempre più attorno di lui il cercli dopo la raffinile che lo copi. Domenica estate lo hanno interpellato per cercare di incantonarlo con la politica. Chi scolpi invece tacirin di fare l'esame di religione e mandi un esperto di legge, un professore di università di Gerusalemme, che gli domanda qual è il più grande comandamento. Ecco, attenzione che di 10 comandamenti loro, le pratiche dopo di ogni dì, avevano fatto corsi di comandamenti e erano 613 regole differenti di osservare per osservare i 10 comandamenti. Sì che come si faceva, bisognava là al cur de robe e facevano anche domande lì. Qual è il comandamento più grande? Poi bene, la sua risposta è tu amaras il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande. Allora, tu amaras all'ultì e la vigni. Non come la vigni, all'ultì anche un'azione continuata, tanto di un modo di vivere la vita. Là che si vuol bene a Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Ecco, che è il primo comandamento. Allora, con tutto il cuore, al dis, e con tutta l'anima e con tutta la mente, allora, perché l'uomo ha di sé più calpo semplificato, unificato. Io mi penso di un uomo che aveva la sua famiglia normale e in bande aveva la rue di discordia, un'altra femmina, insomma, no? E mi diceva, io ho vuoi bene a tutti i due, la famiglia e anche che femmine, perché io e famiglia noi fas mangiare noi, o compri duce calcovente. Il suo modo vuole bene all'eredità che coventava, ma il cur dula ierial. E no, quando ho vinto il cur dividuto, che non si contens, no, quindi si concentras su tutte robe. So vinto al chiaf, una idea e anche la contraria, o quindi sia il giorno des dos, la mente, no? L'anima, il nostro modo di vivere, non può essere in contraddizione. E so sì, no si contens. Allora, prendi tutto il cuore, l'anima e la mente e andi sei concentrati in se stessi, non dividus, ma anche fra di loro, al dis, e andi insieme. E difatti, us fas sempre l'esempio dal frutto, che quando fas ne robe, la pense, la sint e la fas, che lì è la semplificazione delle persone, che lì è il vero mood di vivi ben, capito? Perché al dis così? Con di più al dis di voler bene a Dio, in che forma lì? Che ne vuole forte. Perché dici al di voler bene a Dio? Perché che poi tu vuoi bene a Dio, tu senti di essere voluto bene di Dio. Tu sai che è Lui che ti ha creato, che è Lui che ti ha pensato, che Lui ti ha pensato differente di tutti che altri. Di modo che la conseguenza, tu sai che tu vali e
tu ti vuoi bene perché tu ti senti voluto bene. Difatti l'amore al prossimo ha anzi conseguenze dell'amore che hai per me stesso, ma io poi vuole bene, conosci, accettare e volermi bene, dove sono conosciuto, accettato e voluto bene, allora mi vuoi bene. Conseguenze, allora arrivi a conoscere, accettare e a voler bene anche a che altri. Provate a pensare, che benedetto Signore se non nos conosceva veramente bene. Ecco, perché sapeva che noi o esportiamo verso che altri, si rapporta con verso noi stessi. Non puoi volete bene, più dice che io mi vuoi bene, e allora per sapere troppo che arrivi a volete bene, o hai di troppo che io mi vuoi bene, e per sapere troppo che tu puoi arrivare a volermi bene tu, o hai di sapere troppo che tu ti vuoi bene a te. Chiaramente che questo è un principio che non è stato tan marcato, si diceva non di voler bene al prossimo, ma l'importante è volersi bene a noi anche dopo che si sentus volus bene di Dio. Al disco di questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti, sì, ma biele il fatto di là ci che il benedetto Signore lì, di rispondere alla domanda dal dottor de legge, non pariesi a questo con la legge, ma no, o di osservare la legge, pariesi contents, e l'amore, o sapeis, che alle che nos fa contents. Il strutto di tutto il discorso è che noi vogliamo essere contents e per essere contents o quindi vuole bene al prossimo, tanto di che ho vinto ogni, so vinto buoni rapporti con loro, con chi di famiglia prendi tutte, con chi così sul lavoro e via in davanti, no, sin contents, noi non sono le robe, non sono i titoli che nos fanno contents, è la qualità dei rapporti con chi con cui ho vivuto. Ma per voler bene a chi d'ogni, ho vinto essi volus bene, ecco l'amor di Dio, che lui lo mette al primo posto proprio perché non si sentite voluti bene e valutati e importanti per lui in modo così di voler bene a noi stessi. Poi bene, vengo fuori la domanda, ma ho vengo un corso, come si fa a voler bene a Dio, a noi stessi, a che altri, con un corso? La risposta viene dall'incarnazione, perché Dio ha le in noi e a le tachiatris di quando esiste l'incarnazione, l'uomo e Dio sono una roba sole, di modo che, che il famoso giudizio universale di Matteo dice che quando noi vogliamo bene a che altri, noi vogliamo bene a Lui, così quando si vogliamo bene a noi, o vogliamo bene a Lui, perché lei sta dentro di noi. Insomma, ompe Dio sono una roba sole. Ha tu capito? Una roba spettacolose. C'è ben che non conosceva che l'individuo che e nos dà la soluzione per essere contenti in che mondo proprio. Allora facciamo queste preghiere. Dal nome dal Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, aiuti-nos a copare i nostri egoismi che nos fa diventare vecchios prima da loro. Restet al nostro cuore, che è la tua chiesa, e insegni-nos a dismentare la parte dal cuore, sin priviarte a tutto ciò che succede, a tutto che cocchiatin. No, ho vinto di essere contenti per offrire a tutti una boccia di ridi e indormidissi e sveassi con la boccia di ridi. Fasino scuviargi il mar di amor che vin dentro di noi e fasino sigurs che tal nostro cur alle puest sempre perduti. Fas che ovvio denti tutto l'amor che l'è sparnigiato al nostro mondo, perché rivedin a la strada che mene là di tutti, senza la safur nessun, perché la misura dell'amore tu non la date tu, che tu hai voluto bene a tutti senza misura. Amen. Allora,
L'ac alle amor, lì alle Dio. Lo adite il nostri patriarchi di Aquilee, Paulin di San Maur, Don Giorsarie. Ecco, non sa la dite, l'ac alle amor alle Dio. E lui dice, l'ac alle amor, tu sei contento. La risposta che gli ha data al dottor De Lecce era su che linea lì, che di viodino scontens. L'unica roba, l'unico comandamento, ecco. Allora, di 630 e 13, o possiamo arrivare a 10, di 10 arriviamo a 2, ma tal'ultimo resta un solo, l'amore. Buone domenica e mandi.